TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Alle ore 18:20 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castelfranco Veneto, lungo la circonvallazione, a seguito di un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 autovetture. Il personale dei vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto, ha provveduto a prestare soccorso ai feriti, liberando nello specifico il conducente di un'autovettura dalle lamiere dove era intrappolato. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutte le macchine presenti sul posto su M118 e polizia locale. E alle ore 18:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti anche nel comune di Nervesa della Battaglia in via Frati, a seguito di una fuoriuscita autonoma di un'autovettura, con conseguente ribaltamento. All'arrivo sul posto la squadra proveniente dal distaccamento di Montebelluna ha provveduto a estrarre il ferito, affidandolo alle cure del personale sanitario su M118 presente sul posto, presenti anche i carabinieri per i rilievi. La provincia di Treviso è tra le province vincitrici del bando Province per Giovani, promosso da UPI Nazionale nell'ambito del Fondo Politiche Giovanili. Pubblicata oggi la graduatoria sul sito provinceditalia.it delle iniziative finanziate 30 in tutto il paese, tra cui appunto anche il progetto Orizzonte Giovani, candidato dal Sant'Artemio e dedicato al supporto del benessere giovanile. 110.000 euro all'ente per il progetto che mira a prevenire il disagio adolescenziale, contrastare la dispersione scolastica e promuovere lo sport. Il Treviso Football Club comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l'attaccante Francesco Fedato. La decisione è maturata di comune accordo tra il club e il calciatore. La punta 33enne termina così la sua avventura in biancoceleste con un totale di 14 presenze, 2 gol e un assist. La società desidera ringraziare Francesco Fedato per l'impegno, la professionalità e il contributo garantiti nel periodo trascorso in biancoceleste, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.